Benvenuto e benvenuta, sono il dottor Alessio Veneziano, terapista olistico e fondatore di Neurobalance. Nei prossimi minuti ti guiderò attraverso un esercizio di rilassamento per il riequilibrio del sistema nervoso. Se stai soffrendo da dolori o sintomi persistenti, questa meditazione ti darà una grossa mano. In questo momento creeremo uno spazio assieme dove non c'è nulla da dimostrare da parte tua, nulla da ottenere e nulla da controllare. Ti invito a lasciare che sia il corpo a insegnare alla mente come tornare al suo ritmo naturale. Adesso trova una posizione comoda che ti permetta di rimanere rilassato senza fare alcuno sforzo. Puoi sederti o sdraiarti come preferisci. E se vuoi puoi chiudere gli occhi o tenerli socchiusi. Scegli ciò che ti fa sentire più al sicuro. Ok, procediamo. Immagina adesso di trovarti in un luogo tutto tuo. Può essere in una stanza, in una radura della natura o in qualsiasi scenario che ti faccia sentire protetto. Fuori tutto ciò che non serve in questo momento rimane come sospeso, come se il tempo si fosse fermato. Qui dentro c'è solo il tuo spazio di ascolto. Senti adesso il contatto del tuo corpo con il sostegno sottostante. Forse il pavimento, la sedia, il divano o il letto. Immagina che sotto di te ci sia una terra morbida ma stabile che accoglie ogni grammo del tuo peso. Non devi tenerti su, è la terra che ti regge. Ogni parte che si lascia andare insegna al sistema nervoso che qui, adesso, è sicuro stare. Nota adesso l'aria che entra e che esce dalle narici. Non cambiare il respiro. Non devi guidare quest'aria che entra, che esce. Anche se sembra irregolare o poco profonda, per adesso va bene così. Ogni volta che rinunci a fare meglio, insegni al cervello che non c'è bisogno di intervenire per sopravvivere. Lascia andare il respiro. Adesso focalizzati sulla fronte ed immagina di lisciarla come con un pennello morbido. Bene, lascia adesso la mandibola che si apra leggermente, liberando le tensioni. Il collo si allunga dolcemente, lasciando le spalle
scendere. Il petto si apre quanto basta. E l'addome si lascia muovere dal respiro. E le gambe si distendono e i piedi si abbandonano al sostegno sottostante. Lascia andare il respiro. Vedi, dentro di te esiste una parte che per anni ha trattenuto emozioni, movimenti, reazioni. Oggi puoi guardare questa parte di te negli occhi e dirle: non c'è più bisogno di trattenere, è sicuro lasciar andare. Vedi, questa parte non deve sparire necessariamente oggi, ma può smettere di tenere tutto sotto controllo. D'altronde è stata qui con te per proteggerti. Ma adesso è ora di lasciare andare il controllo, leggermente di più. Chiudi ancora di più l'attenzione verso il tuo interno. Immagina di essere un viaggiatore o una viaggiatrice che esplora il proprio corpo dall'interno, senza fretta. Entriamo adesso dentro la tua testa. Entri come se fosse una stanza silenziosa. Le pareti sono lisce e luminose. Ogni pensiero è una bolla che sale verso l'alto e scoppia senza rumore. Visualizza questi pensieri come bolle che salgono verso l'alto e scoppiano senza rumore. Saranno molte queste bolle, ma pian piano, nei secondi che passano, diminuiranno. Lascia andare il respiro. Bene. Visualizza il tuo collo e le spalle come corridoi che portano verso il cuore. Lì troverai delle porte socchiuse. Apri quelle che vuoi quando vuoi. Non c'è nulla di pericoloso dietro, solo spazi da liberare. Adesso entra dentro il petto, una grande sala con finestre aperte. Ogni respiro porta aria nuova. Ogni espirazione lascia uscire ciò che non serve più. E adesso entriamo dentro l'addome, il tuo giardino. Il terreno qui è fertile. Ogni volta che non controlli, le piante si raddrizzano e crescono verso la luce.
Entriamo adesso dentro le gambe, radici che scendono nella terra, insieme ai tuoi piedi. Queste radici che escono dai piedi, scendono nella terra, trovano acqua e nutrimento e non hanno bisogno di spingere, ricevono ciò che serve restando ferme. Nessuno sforzo. Durante questo viaggio, se incontri delle tensioni o dei dolori, non cercare di scacciarli. Osservali come paesaggi che attraversi. A volte basta restare lì finché cambino da soli. Se il corpo vuole tremare, lascia che tremi. Se vuole sospirare, sospira. Se vuole muoversi, muoviti. Ogni volta che non blocchi, permetti un ciclo che era rimasto incompleto di chiudersi. Questo è guarire. Non controllare, ma lasciare completare. Lo so, sembra controintuitivo, in realtà lo è. Sono passati mesi, anni di controllo e questo non ha funzionato. Forse adesso è arrivata l'ora, attraverso questa meditazione, di lasciare andare. Immagina sotto di te un fiume che scorre lento ma costante. Ogni volta che smetti di stringere e contrarti, il fiume trova nuovi canali e porta via ciò che non serve più. Lascia scorrere questo fiume sotto di te, che porta via tensioni, irrigidimenti, preoccupazioni. Non ostacolare questo fiume, lascialo fluire sotto di te. L'unica cosa che devi fare adesso è permettere. Quando appare una sensazione intensa, puoi dirti: questa è solo energia in movimento. È sicuro sentirla. Non devo bloccarla. Vedi, così il cervello inizia a leggere il segnale come un'esperienza sicura, non come una minaccia. Questa è solo energia in movimento. È sicuro sentirla. Non devo bloccarla. Lascia andare. Lascia andare. Nota le tensioni che ancora sono all'interno del tuo corpo. E lascia questo fiume sotto di te, quest'acqua, pulire e scorrere attraverso queste parti
lasciando ogni tensione residua. Connettiti nuovamente col respiro, la tua ancora del presente. D'ora in poi, ogni qualvolta sentirai delle tensioni, delle preoccupazioni, delle sensazioni dolorose, ti radicherai nel presente attraverso il respiro. Sei tu in controllo del tuo presente ogni qualvolta ritorni al respiro. Resta ancora qualche momento in ascolto. Nota come il tuo corpo adesso è leggermente più rilassato, si sente più al sicuro di prima. In questi secondi stai riequilibrando il tuo sistema nervoso. Ad esprimere con sicurezza qualsiasi sensazione corporea. Più lo fa, più imparerà a farlo. E lo farà anche quando avrai gli occhi aperti, quando sarai al lavoro, quando starai parlando con un amico, quando cucinerai, quando dormirai. Stai addestrando il tuo sistema nervoso in questi secondi. Sentiti grato o grata per questo momento che stai dedicando al tuo corpo e ti sta ringraziando. Nota se qualcosa è cambiato. Forse hai delle nuove sensazioni adesso che arrivano dal corpo. Magari è solo una maggiore calma. Qualunque cosa sia è sufficiente. Le sensazioni corporee, dolorose o non dolorose, d'ora in poi le vedrai come dei fiori che sbocciano e capirai che è importante non ostacolare la loro espressione. Ti radicherai al presente attraverso il respiro e lascerai esprimere quelle emozioni che il corpo ti sta dando come indizi di qualcosa che è stato forse represso per mesi, se non anni. Non è mai troppo tardi. Inizierai a esprimere un'emozione alla volta, giorno dopo giorno,
settimana dopo settimana. E da qui a 1, 2, 3 mesi, se continuerai a praticare queste meditazioni, a muoverti senza paura, a dare spazio alle tue emozioni senza reprimerle, se capirai che sei tu il responsabile o la responsabile della tua salute, senza controllare, senza continuare con visite specialistiche, perché il problema non è nel corpo, ma è in una mente impaurita. Questi la neuroscienza li chiama sintomi nociplastici. Ed è qui, in queste pratiche, che si curano. Non aver paura di muoverti oggi o domani, anche se il dolore apparirà. Perché non è lui in controllo, sei tu in controllo. Stai riaddestrando secondo dopo secondo, rimanendo presente. Il tuo sistema nervoso. Quando vuoi adesso inizia a muovere le dita delle mani e dei piedi. E apri lentamente gli occhi. Porta con te questa frase: ogni qualvolta smetto di trattenere, creo spazio per il mio ritorno al flusso naturale. Ogni volta che smetto di trattenere, creo spazio per il mio ritorno al flusso naturale. Bene, abbiamo terminato questo esercizio di rilassamento e di riequilibrio del sistema nervoso. Se questo ti ha dato del beneficio, ti invito a guardare il link in descrizione e di prendere in considerazione il percorso Neurobalance, un percorso intero aggiornato all'ultima neuroscienza del dolore per la gestione e cura dei dolori persistenti nociplastici. Ci vediamo, ci sentiamo nei prossimi video o audio. Buona giornata.